IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Il San Salvatore Selargius si inaugura il 2019 ospitando il Faenza Basket Project, una sfida difficile per la squadra di Staico che ospita al Palavienna la quarta forza del campionato, ma le giallonere sono determinate a riscattare la brutta sconfitta nel derby prenatalizio in casa del CUS Cagliari. Sta per avere inizio questa partita valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A2 femminile girone Sud. Gli arbitri sono Dario Di Gennaro di Roma ed Emanuela Tommasi di Palestrino. Uno sguardo ai quintetti, qualche problema, qualche acciacco in casa San Salvatore Selargius che per questa partita deve fare a meno nel pivot Giorgia Manfrè. In quintetto ci sono dunque Federica Brunetti assieme a Carmen Cicic, Cinzia Arioli, Delia Gagliano e Anna Lussu. Faenza risponde invece con Ballardini, autentico totem del basket italiano, che intanto va a prendersi subito il fallo di Carmen Cicic. Assieme a Ballardini ci sono con il numero 4 Schwienbacher, con il numero 5 Sara Franceschini, quindi ancora con il numero 6 Lucia Morsiani e poi chiude il quadro con il numero 24 la straniera, la lituana in particolare Ieva Preschienite. L'attacco di Faenza che si affida a Schwienbacher, buono il movimento sul piede perno per liberarsi dalla difesa di Anna Lussu. Non va a segno il San Salvatore, conquista il rimbalzo difensivo e gioca lo schema pollice in attacco. Qui troppa pressione da parte di Schwienbacher sul palleggio di Lussu. C'è il primo fallo della partita anche dall'altra parte, rimessa in zona d'attacco per Carmen Cicic, la croata che dopo una fase centrale, diciamo così, del girone d'andata in crescendo ora ha accusato un momento di calo. Vedremo se riuscirà a riprendersi. San Salvatore che attacca cercando di servire il post basso di Brunetti, anticipato contropiede per Faenza che conclude molto bene da sotto con Sara Franceschini. Arriva il primo canestro della partita ed è di Marca Romagnola. Stavolta la chiamata è testa nell'attacco del San Salvatore. Lussu sempre accoppiata con Schwienbacher, Delia Gagliano fa circolare per Arioli, quindi ancora oltre l'arco Lussu, il tiro dall'angolo di Cicic lungo e non di poco. Rimbalzo difensivo di Preschienite, attacca Faenza dall'altra parte con Franceschini che però muove il piede perno prima di aver messo il pallone per terra. Infrazione di passi e palla riconsegnata al San Salvatore. 8 minuti 47 secondi per la conclusione del primo periodo di gioco qui al Palavienna in questo freddissimo sabato pomeriggio, con il San Salvatore che cerca di riagguantare la zona playoff, cerca di produrre una prestazione quantomeno simile a quella sfavillante contro Campobasso qualche settimana fa su questo campo, quando era stata messa in crisi davvero la capolista imbattuta del campionato. Qui un bell'attacco con Arioli che vede il taglio di Delia Gagliano. La qualità dei passaggi di Arioli non è certo in discussione. Stiamo parlando della terza giocatrice per assist prodotti in questo campionato di Serie A2 femminile. Arioli ora prova ad affondare la transizione, va fino in fondo, è sfortunata, ma c'è Gagliano che tiene vivo, non tira Gagliano, va fuori da Lussu. Il tiro dai 6,75 è lungo per il capitano del San Salvatore. Siamo dall'altra parte allora con Simona Ballardini, non solo giocatrice ma anche allenatrice di Faenza, benché coadiuvata da Cristina Bassi in panchina. Si gioca qui un alto basso per provare a mettere un po' in crisi Brunetti, impegnata nel difficile duello fisico con Ieva Preschienite. C'è il fallo dell'ex giocatrice del CUS Cagliari tra le altre, fallo che permette a Preschienite di andare in lunetta con i primi liberi della sua partita. Preschienite arrivata in questa stagione a Faenza dopo una più che produttiva esperienza sempre in A2 in quel di Palermo, abbastanza particolare la sua meccanica
di tiro ai liberi. Preschienite che in questa stagione, andiamo a dare un'occhiata alle statistiche mentre va a segno il secondo tiro libero. Dicevamo di Preschienite, sono 13 punti di media in 25 minuti di impiego, cui aggiunge anche quasi 9 rimbalzi di media, dunque cifre importanti per la Lituania. Attacca Faenza, ha creato bene lo spazio per il tiro da 3 punti apertissimo di Simona Ballardini, a segno. Faenza attacca bene, in questo momento si porta sul +5, 7-2. Il San Salvatore ha bisogno di una risposta immediata per non staccarsi. Gagliano, l'end off per Arioli, che qui è accoppiata con Schwienbacher, anzi con Franceschini, cerca di superarla avvantaggiandosi del blocco di Brunetti. Il tiro dall'angolo da 3 a segno per Anna Lussu, che non permette a Faenza di scappare via. La riprende subito sul -2, 7-5. Palla in mano ancora per le romagnole, ancora l'errore di concedere una tripla aperta a Ballardini, stavolta perdonato qui il San Salvatore. C'è il taglio di Gagliano compreso in anticipo però da Ballardini, che corre in contropiede solitario. Lussu prova a disturbarla, non ci riesce. Nuovo +4 Faenza sul 9-5, 6-35 per il primo mini intervallo. Lussu dal palleggio, controllato da Schwienbacher, si apre per ricevere Brunetti. Interessante qui l'idea per il taglio dal lato debole di Arioli, manca la precisione, ma ripetiamo, l'intenzione qui era tutt'altro che disprezzabile. Faenza dall'altra parte con il San Salvatore che anche in questo possesso difensivo si schiera a zona. Una posizione chiave nell'attacco alla zona è quella della lunetta. Faenza trova bene questi 2 punti firmati Lucia Morsiani, ci poteva essere lì un'uscita un po' più aggressiva. Uscita aggressiva e come, fin troppo aggressiva qui di Preschienite su Brunetti. Fallo personale abbastanza evidente, mentre le indicazioni di Staiko in questo frangente sono tutte per Lussu. C'è l'uscita di Franceschini per Faenza, c'è l'ingresso da parte di Elisa Policari, giocatrice arrivata a stagione in corso, in particolare a dicembre avremo modo di parlare di lei. Si tratta di un ex nazionale under 20. Qui fallo in attacco con la probabile spinta di Delia Gagliano, è così, primo fallo della partita di Delia Gagliano su Simona Ballardini. Mani fredde e atteggiamento non particolarmente aggressivo, diciamo così, per il San Salvatore, che continua a difendere con questa zona fronte pari. Servita a Preschienite, anche qui era interessante il taglio da parte di Schwienbacher, il gioco a 2 che non si completa. E allora palla persa da Faenza. Il San Salvatore ha l'opportunità di ricucire dall'altra parte con Lussu per Carmen Cicic. Quindi Delia Gagliano fa circolare Lussu, prova a prendere il centro dell'area, alza la parabola, sbaglia, rimbalzo lungo per Faenza con Policari. C'è una mano di troppo stavolta, se non abbiamo visto male, da parte di Cicic. E dunque quando ci stiamo avvicinando ormai alla metà del primo quarto, Faenza continua a mantenere queste 6 lunghezze di vantaggio sul San Salvatore. 11-5, sempre zona per il San Salvatore. Ballardini per compagna di squadra in canotta numero 6, si trattava di Morsiani, poi si va sotto da Preschienite. Stavolta Brunetti è molto brava, si avvale peraltro anche dell'aiuto da parte di Gagliano. Da 3 punti Schwienbacher, secondo ferro. Cicic rischia qualcosa dopo il rimbalzo difensivo conquistato, esponendo la sfera alla giocatrice che andava a portarle nella pressione, rimessa comunque da zona difensiva. Il San Salvatore ci riprova senza gran ritmo in questo avvio di partita dal punto di vista offensivo, e questo pallone letteralmente gettato alle ortiche. La perfetta didascalia finora degli attacchi del team giallonero. Ballardini con qualche problema riesce a mantenere vivo il palleggio. Sulle sue tracce c'è il mastino Anna Lussu, trovata Schwienbacher, ribaltamento per mettere in ritmo Policari, tiro da 3 punti leggermente lungo. Preschienite persa, rimbalzo da Gagliano, errore grave questo, non paga dazio il San Salvatore, che è pronto a portarsi dall'altra parte con Lussu in post basso. Brunetti torna fuori da Gagliano, Arioli
troppo ferme però le giocatrici del San Salvatore. Qui Arioli si deve inventare qualcosa, le carambola, il pallone sul piede, Gagliano il tiro dall'angolo lo può mettere ma sbaglia, davvero pochissimo ritmo nell'attacco giallo-nero. Coach Staiko non a caso è andato già a chiedere il time out, rimbalzo difensivo per Gagliano, quindi Anna Lussu 4:10 per andare al primo mini intervallo. Ci riprova per l'ennesima volta il San Salvatore con Faenza che ha sempre difeso a uomo finora in questo primo quarto, un piccione viaggiatore letteralmente per Gagliano, e allora si continua a giocare con Ballardini che ha sempre saldamente in mano le redini e il timing del gioco di Faenza. Circolazione sul perimetro, poi in punta Schwienbacher, Ballardini persa di tocco, un bellissimo pallone che poi arriva nelle mani di Policari, palleggio, arresto e tiro con una buona costruzione da parte della giocatrice di Faenza, non premiata dai 2 punti. Allora Lussu da 3, Arioli sa che deve prendersi delle responsabilità, lo fa, mette a segno questa bomba che permette al San Salvatore di presentarsi al time out con un minimo di fiducia, nonostante non sia stato finora un bel primo quarto. C'è soltanto un possesso di distanza per quanto pieno tra le due squadre, 11-8 per Faenza che dall'altra parte non è riuscita a trovare tantissimi punti di fronte alla zona del San Salvatore. La partita è ancora equilibrata, 3:31 per la conclusione del primo periodo, come detto. Mentre andiamo a dare un'occhiata anche alle altre partite che compongono questa 14ª giornata della 2 femminile. Si è già conclusa una partita, quella tra Palermo e Orvieto, con il successo della formazione siciliana per 93-41. Completano il quadro Bologna-Forlì, San Giovanni Valdarno, Nico Basket Pistoia, Civitanova Marche, Cus Cagliari, Savona La Spezia, Atena Roma, Elite Roma, dunque il derby della capitale. E chiude il quadro il match tra Umbertide e Campobasso. Ricordiamo Faenza che è reduce da una bellissima cavalcata lo scorso anno, 7° posto in regular season nel girone sud e poi una sorprendente cavalcata nei playoff, eliminate prima San Giovanni Valdarno, poi Bologna e quindi Alpo in finale. La squadra si è qualificata per lo spareggio contro Vigarano, spareggio incrociato diciamo così tra 2-1 per dare l'ultimo posto, per assegnare l'ultimo posto per la promozione in Serie A1. Spareggio contro Vigarano perso però da Ballardini e compagni per soli 3 punti. Faenza ci riproverà senz'altro in questa stagione, inizio davvero positivo, 20 punti fino a questo momento, abbiamo detto terzo posto, vinte 10 delle 13 partite giocate fino a questo momento. Ora anche Faenza sembra schierarsi a zona, Arioli però sbaglia un altro tiro, ma ripetiamo è una giocatrice che in questo momento sente di doversi prendere delle responsabilità perché il San Salvatore non gira in attacco. Il pallone è sotto, molto bene in questo caso per la giocatrice in canotta numero 14, si tratta della nuova entrata Serena Soglia. E allora 13-8, nuovo più 5 Faenza. Arioli peraltro che deve convivere con una frattura al dito della mano, frattura che era sospetta e che è stata confermata dagli esami che si sono svolti nel corso dei giorni scorsi. Non semplice per lei anche trovare la giusta misura al tiro. Qui Lussu salva un pallone con un gesto da applausi e lo offre poi in qualche modo ad Arioli. La partenza su Schwienbacher è ottima, se in difficoltà la numero 4 ex Bolzano con il primo passo, fallo personale, uscita dal campo per Schwienbacher, rilevata dalla giocatrice in canotta numero 15 Arianna Meschi. Siamo giunti a 2 minuti e 10 secondi dalla conclusione del primo quarto. Quello appena commesso era il terzo fallo di squadra da parte di Faenza. Lussu, Cicic, la tripla a segno per Carmen Cicic. Il San Salvatore ha assolutamente bisogno del suo talento offensivo. L'ex Scafati
firma il -2 sul 13-11. L'atteggiamento difensivo delle Selargine non è cambiato, sempre zona fronte pari. Ballardini si costruisce un buon tiro ma difetta di precisione. Allora Arioli per Lussu, chiede a gran voce la sfera, poi sceglie di mettere il pallone per terra contro Meschi, gioca a 2 qui, trovata Brunetti, ribalta Cicic, sospetta infrazione di passi, va in penetrazione. Cicic qui molto brava perché riesce ad andare a prendersi il fallo della difesa, e il quarto di squadra dovrebbe essere stata considerata in azione di tiro. Ovviamente Carmen Cicic è così, giocatrice originaria di Osijek che sta producendo 6,6 punti di media in questa stagione con 3,2 rimbalzi. Sbaglia il primo libero, tira non benissimo dalla lunetta Cicic, 56% in questa annata. 93 secondi per chiudere il primo quarto, 0 su 2 per Cicic, abbastanza sanguinoso. Il San Salvatore aveva l'opportunità per pareggiare a quota 13. Meschi, Ballardini, poi il pallone dall'altra parte ribaltato, Policari fa saltare Gagliano, poi spara un po' questo pallone in mezzo al pitturato, pallone che non trova destinatari. L'ultima deviazione però è stata di una giocatrice del San Salvatore, dunque si tratta di rimessa in zona offensiva per Ballardini. Un'occhiata dentro, poi fuori da Meschi, mette il pallone per terra. Ci sono 6 secondi per il tiro faintino, il gioco a 2 con Meschi, quindi Policari deve andare fuori per il tiro dall'angolo, difficilissimo, è sbagliato. Scade il cronometro dei 24, le giocatrici si fermano ma si continua a giocare. Arioli, bellissimo pallone per il taglio verso canestro di Brunetti, errore abbastanza inusuale questo per Brunetti. Subito ricezione profonda, grandissima stoppata qui di Delia Gagliano sulla giocatrice in maglia numero 14 Serena Soglia. Altro errore per Faenza e non è riuscita nel corso del primo quarto ad avvantaggiarsi dei brutti attacchi del San Salvatore, naufragando spesso e volentieri contro la difesa a zona schierata da Staiko. Quantomeno gli attacchi sono stati in alcune circostanze anche non disprezzabili da parte di Faenza, mancata però la precisione. Allora siamo lì, c'è un solo possesso di differenza tra le due squadre, punteggio molto basso, 13-11 in favore di chi attacca. Meschi, circolazione di palla contro la difesa a zona, ormai tema fisso per il San Salvatore, si cerca sempre la posizione profonda. C'era qui un buon mismatch per Morsiani con Lussu dall'altra parte. Lussu stoppata fallosamente da Ballardini quando mancava 1 secondo e mezzo al termine del primo quarto. Ballardini protesta, non vogliono sentire ragioni gli arbitri. Lussu allora a cronometro fermo ha l'opportunità di portare il San Salvatore in parità allo scadere dei primi 10 minuti di gioco. Vediamo come se la cava il capitano del San Salvatore, che dalla lunetta tira con il 78% in questa stagione. Il primo va dentro, sono 9 punti di media in 30 minuti di impiego. 1 su 2 per Lussu, c'è mezzo secondo per la preghiera di Faenza con il pallone che finisce ben lontano dal canestro. Termina un primo quarto non semplicissimo per il San Salvatore, che è comunque lì a una sola lunghezza di distanza da Faenza. 13-12 il punteggio. Punteggio basso, mani fredde e attacchi rivedibili qui a Selargius. Inizia il secondo quarto della sfida tra San Salvatore e Faenza con il primo attacco giallo-nero. Gagliano prova ad attaccare Ballardini, il pallone arriva nelle mani di Lussu, il piazzato dalla media a segno, vale il sorpasso in favore della formazione giallonera sul 14-13. Ballardini e poi Policari cerca di prendere il blocco della compagna, quindi ribalta il lato per Ballardini. Ancora la classe di Simona Ballardini a crearsi lo spazio per questa penetrazione contro sorpasso. Faenza 15-14. La partita è equilibrata e molto aperta. Ci auguriamo che sia anche un po' più spettacolare, diciamo, un po' più bella da vedere di quanto non sia stato nei primi 10 minuti. Dalla media qui Brunetti sentiva di aver lasciato partire un tiro molto corto, per questo motivo si era subito avventata sul rimbalzo. Non c'è stato bisogno perché il tiro era buono
ed è quello che permette al San Salvatore ora di tornare avanti. 16-15, continui sorpassi in testa all'incontro. 8-47 alla pausa lunga, il pallone sporcato permette a Faenza di rimettere dal fondo. Indicazioni piuttosto energiche nell'intervallo per Simona Ballardini verso le compagne. Policari con il tiro forse anche un po' avventato, Arioli corre in contropiede, inseguita da due, ha la chance anche per il potenziale gioco da 3 punti, per questo motivo si dispera, deve accontentarsi di 2 liberi. Arriva il primo cambio della partita, ora inizio secondo quarto per il San Salvatore, c'è Carmen Cicic che lascia il parquet e c'è invece Francesca Mura che fa il suo ingresso, il primo ingresso in campo. Sbaglia il primo libero Arioli, la migliore dal punto di vista statistico del San Salvatore in questa stagione, con 15,5 punti di media in 33 minuti di impiego. 17-15, dunque per la prima volta nella partita il San Salvatore a 2 punti di vantaggio su Faenza. C'è un altro intervento arbitrale a segnalare un fallo. Con Ballardini che rimette in gioco, si fa vedere con il numero 15 Meschi, quindi Ballardini, il pallone per il post basso di Soglia, riapre dall'altra parte in direzione di Policari. Faenza si affida ancora alle ricezioni profonde delle proprie lunghe. Qui c'è però l'infrazione di 3 secondi, se non abbiamo visto male, 3 secondi offensivi, dunque palla riconsegnata al San Salvatore che può cercare di scavare un mini solco su Faenza. Arioli per Lussu, riesce a guadagnare il centro dell'area, ma poi è costretto a scaricare in direzione di Gagliano. Il tiro difficilissimo in penetrazione da parte della giocatrice ex Mercede. Rimbalzo difensivo per Soglia e poi Meschi mette un po' in difficoltà anche Ballardini, che però poi si butta dentro. Voleva un fallo che non arriva, ma Faenza ha a disposizione comunque questo extra possesso gestito sempre con Ballardini da 3 punti quasi allo scadere di 24. Il tiro è corto, Lussu prova ad accendersi in contropiede, scarica all'ultimo momento tentando di rimettere in ritmo Arioli. Qui Brunetti poteva anche avvicinarsi a canestro visto che era totalmente libera da marcature. Mura sbaglia una serie di errori abbastanza sanguinosi da parte del San Salvatore. Fabrizio Staico comunque gradisce la gestione della transizione da parte delle sue ragazze in questo momento. C'è un doppio cambio per Faenza, Ballardini e anche Morsiani vanno a guadagnare qualche minuto di riposo. Al loro posto ci sono Preschienite e Sara Franceschini. 2 tiri liberi allora per Brunetti, giocatrice che ha iniziato benissimo la stagione. Al momento realizza 13,2 punti di media, qui aggiunge anche 9,7 rimbalzi, 70% ai tiri liberi per la lunga cagliaritana, dentro anche il secondo. Allora il San Salvatore ora ha 4 punti di vantaggio su Faenza, 19-15, il break che si allunga, pallone ancora sotto e a forza di ricezioni profonde Faenza alla fine riesce a realizzare, ad accorciare sul -2 in questa circostanza. Lo fa con Serena Soglia. Gagliano per Arioli, mette palla per terra e riesce in qualche modo a mettere in difficoltà sullo scivolamento difensivo Elisa Policari. Il pallone viene sporcato e dunque c'è la rimessa dal fondo per il San Salvatore. Ci sono 11 secondi per trovare un tiro, 6,57 invece sul cronometro del secondo quarto. Mura in penetrazione, il tiro in corsa corto, la lotta a rimbalzo che favorisce Preschienite, riesce a guadagnare la rimessa la lunga lituana ex Palermo. Come detto, Ballardini ancora a gran voce in panchina, cerca di caricare le sue compagne di squadra. Meschi chiude il palleggio, forse un po' troppo presto, riesce ad appoggiare fuori per Franceschini da 3, lunghissima la conclusione lasciata partire da Meschi. Lussu è già dall'altra parte. Arioli qui non contestata la sua tripla, poteva metterla, la sbaglia, ma la garra di Delia Gagliano vale questi 2 punti preziosi per il San Salvatore. Tanta grinta, buona
anche capacità di guadagnare la posizione giusta a rimbalzo per l'Algherese. Tentativo di penetrazione lungo la linea di fondo in questo caso invece per Policari, che però deraglia un po' con il pallone in mano, persa, e allora altra sostituzione. Schwienbacher va a rilevare proprio Policari, Ballardini non le ha perdonato l'ultimo errore. Mura per Lussu, adeguamento difensivo ora chiamato dalla panchina di Faenza. Lussu per Brunetti, quindi Gagliano guarda il canestro, poi mette il pallone per terra contro la sua avversaria diretta, si trattava ancora di Soglia, errore, rimbalzo difensivo per Preschiniti che fa volare via Francesca Mura, poi sotto da Soglia che aveva il mismatch con Lussu. Lussu non si arrende di fronte a un mismatch, anzi lotta se possibile ancora di più, e in questo modo riesce a recuperare il pallone a disposizione del San Salvatore per la rimessa dal fondo. Ci stiamo avvicinando alla metà del secondo periodo, davanti ci sono le padrone di casa sul punteggio di 21-17. Lussu per Brunetti, quindi palla sotto per Mura, il passo d'incrocio, buona la difesa qui di Schwienbacher, Soglia non riesce a salvare il pallone, c'è ancora speranza per l'attacco del San Salvatore con 10 secondi per il tiro. Fuori Gagliano, tutto sommato bene dal punto di vista dell'atteggiamento, voleva risposte anche da lei il suo allenatore. In campo c'è Katrin Stoichkova, qui infrazione di passi, scivola il perno di Mura e allora palla persa dal San Salvatore. Poteva essere gestito meglio questo attacco. E attenzione alla chiamata dalla panchina di Staico, vediamo se cambia qualcosa, pare di no, sempre zona, qui prodotto questo recupero di palla ottimo da parte di Stoichkova che comprende in anticipo la linea di passaggio, sospetta un po' la partenza qui della bulgara di formazione italiana, palleggio arresto di tiro con errore per Stoichkova. Allora siamo dall'altra parte con Schwienbacher, vuole il pallone in post basso, Soglia viene ignorata in punta da Meschi, quindi il pallone messo per terra da Franceschini, si crea lo spazio per la penetrazione ma sbaglia Faenza che può comunque attaccare, ci sono 10 secondi per il tiro. Preschienite, ricezione non semplice per lei dai 5 metri sostanzialmente, con i piedi fermi riesce comunque a guadagnarsi il fallo che le permette di andare in lunetta con 2 tiri liberi. C'è anche il time out della partita, 4:46 al termine del primo tempo, il San Salvatore è avanti per 21-17 sul Basket Project Faenza. In lunetta Ieva Preschienite per Faenza, il primo tiro libero va a segno per la lituana e accorcia sul -3 ora, 21-18. Cerca la concentrazione per la seconda conclusione, a cronometro fermo Preschienite, anche questa va a segno. Siamo sul 21-19, solo un possesso di differenza, la partita continua a essere equilibrata anche se l'inerzia ora è leggermente nelle mani del San Salvatore Selargius. Anche Faenza ora opta per la difesa a zona, c'è il pallone fuori per Stoichkova, poi ottimo lo scarico di Arioli per Brunetti, a un passo dal potenziale gioco da 3 punti. Bell'attacco alla zona qui da parte del San Salvatore. In lunetta Brunetti segna il primo tiro libero, 4:30 da giocare nel secondo quarto. Il San Salvatore non riesce a ripristinare il +4, ci riprova ora con Brunetti, il pallone schizza via, c'è un contatto che viene tollerato dagli arbitri nonostante le proteste in panchina. Allora Schwienbacher per la ricezione da parte di Soglia, Preschienite se la sente da 3 punti, meccanica di tiro ancora particolarissima con il busto totalmente rivolto in avanti per Preschienite. Ciò che conta è il risultato della bomba che permette alle romagnole di tornare in parità a quota 22. Arioli dietro la schiena
è accoppiata con Franceschini, attacca sul lato destro Arioli, il tiro cadendo all'indietro è difficile, sbagliato. Schwienbacher con il rimbalzo difensivo, poi corre, oltrepassa la linea di metà campo, tiene vivo il palleggio. 3:40 la penetrazione da parte di Franceschini, il pallone sputato fuori in direzione di Meschi, ancora un ribaltamento qui totalmente intempestivo da parte di Meschi, che non a caso viene rimbrottata a gran voce da Simona Ballardini. Altro time out in campo, stavolta chiesto dalla panchina del San Salvatore, mentre molto arrabbiata Simona Ballardini. Quasi 100 presenze in nazionale per lei, uno scudetto conquistato a Taranto, 2 coppe Ronchetti in quel di Schio, come più volte sottolineato un totem per la pallacanestro nazionale, che peraltro ha svolto il corso allenatori, la compagna di Fabrizio Staico. I due si sono ritrovati proprio in occasione di questa partita. Siamo in parità, come ho detto, a quota 22, mancano 3 minuti e 33 secondi alla pausa lunga di una partita anche abbastanza tattica, le due squadre che stanno cercando di dare una spallata, la prima vera spallata alla partita. Faenza ha iniziato bene, guadagnando anche 5 punti di vantaggio, poi non è riuscita ad attaccare con particolari risultati la zona del San Salvatore Selargius che nelle battute iniziali di questo secondo periodo invece ha guadagnato anche 4 lunghezze di margine. Ora siamo in perfetta parità a quota 22, si torna in campo. Stoichkova, Lussu, Arioli, Mura e Brunetti per il San Salvatore, Meschi, Franceschini, Schwienbacher, Soglia e Preschienite per Faenza. Il San Salvatore che attacca con Mura, Brunetti sale per ricevere Lussu, anche per Lussu problemi fisici nel corso dell'ultimo periodo, qui nettamente sbilanciata. Arioli, gli arbitri non ravvisano gli estremi per un fischio. C'è il tiro dall'angolo ben preso da Katrin Stoichkova, giocatrice spesso e volentieri molto preziosa in uscita dalla panchina, sa dare brio, sa dare energia. Qui si va da Preschienite, molto brava nell'uso dei piedi, riesce a trovare lo spazio per il tiro della nuova parità a quota 24. Stoichkova per Mura in penetrazione da destra, sbilanciata, sbaglia la conclusione Francesca Mura. Schwienbacher per Faenza, dietro la schiena, murata qui da Stoichkova, altra cosa preziosissima per la bulgara, come un fulmine dall'altra parte, conclude con la mano sinistra. San Salvatore avanti sul 26-24, persa però Preschienite, che aveva perso un giro, era rimasta lì, e subito un altro pareggio per Faenza a 26, 2:13. Arioli prova a battere Franceschini, segna con il fallo Arioli, il sussulto della playmaker originaria di Magenta. 28-26 ora, mentre arriva la sostituzione per Staico, fuori Lussu, dentro Denise Pinna, dall'altra parte esce Soglia ed entra con il numero 6 Lucia Morsiani, giocatrice peraltro con esperienze anche in Serie A1, ne parleremo più avanti. Ancora una giocatrice persa dall'altra parte per Faenza, scivolamento abbastanza, diciamo così, fisico da parte di Mura, non ci sono gli estremi per il fallo neanche in questo caso. Palla persa, in precedenza Arioli aveva completato il gioco da 3 punti più 3 San Salvatore. 29-26, 2 minuti esatti per andare alla pausa lunga. Brunetti per Pinna, l'uscita dei blocchi di Arioli che restituisce la sfera nelle mani di Denise Pinna, palleggio, arresto e tiro forse frettoloso qui per la numero 10, sbagliata. Allora Schwienbacher dall'altra parte in angolo, Ballardini tornata sul parquet, prova a prendere la linea di fondo che è però ostruita. Schwienbacher, anche qui partenza un po' al limite, Ballardini da 3 da campionessa assoluta, pesca questa tripla che vale la nuova parità a 29. 1:24, tutto da rifare per il San Salvatore che sta per rimandare sul parquet. Carmen Cicic accelera con la mano destra, Arioli costretta a rimandare fuori il pallone per Stoichkova. Mura, Arioli
e poi l'uscita dall'altra parte di Pinna, prova a mettersi in proprio Arioli, difettoso lo scivolamento qui contenitivo da parte di Franceschini, c'è il fallo personale da parte della numero 5 e il quinto fallo di squadra per Faenza. Ci sono liberi per il San Salvatore, mentre è uscita Francesca Mura, se non abbiamo visto male, per le giallonere, così confermiamo, Francesca Mura torna in panchina. 2 liberi per Arioli, partita che è diventata più divertente nel corso di questo secondo quarto. Ancora problemi abbastanza inusuali per Arioli, dalla lunetta, lei che ha mano molto educata anche a cronometro fermo. Il secondo va dentro e il San Salvatore riprende la testa del match sul 30-29. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del secondo periodo. Ballardini come sempre a dirigere le operazioni nell'attacco di Faenza, prova a girarsi qui Morsiani, il pallone poi ancora buono per la numero 6, cerca un tiro che però non viene accolto dal ferro. Arioli, Cicic ha spazio per la tripla, la sbaglia, arriva di gran carriera Brunetti a prendersi il rimbalzo d'attacco. Qui l'ultimo tocco è della difesa probabilmente, dunque ci sarà ancora spazio per l'attacco del San Salvatore. 42 secondi, 7 decimi, rimessa dal fondo nelle mani di Cinzia Arioli. Il movimento a smarcarsi da parte di Carmen Cicic, oltre l'arco prova a battere Preschienite, poi fuori ancora per Arioli, la sbracciata per liberarsi dalla difesa di Franceschini, il passo di incrocio e poi il pallone sparato nelle mani di Schwienbacher. Era scaduto anche il cronometro di 24, Franceschini non riesce a trovare lo spazio per il tiro. È buona la difesa di Stoichkova, attacca Faenza, chiamata 1 per Ballardini, 18 secondi, non può andare fino in fondo Faenza. Preschienite si prende un'altra tripla, stavolta non pesca il jolly come invece aveva già fatto in precedenza. Si rimane sul +1 San Salvatore, 30-29, 12 secondi, un decimo. Le giallonere possono andare fino in fondo, vediamo qual è la gestione di questo possesso. Arioli fa tutto benissimo tranne la conclusione, poi Ballardini con il fallo in attacco, qui usa il gomito ed è corretta a mio giudizio questa chiamata arbitrale. Uso del gomito abbastanza evidente sul tentativo di ritorno da dietro da parte di Stoichkova, cercava di proteggersi Ballardini. C'è il time out intanto, manca un secondo al termine del secondo periodo, facciamo un po' di ordine. Il San Salvatore ha avuto la ghiotta chance con Arioli di allungare in conclusione di quarto, ha fatto tutto molto bene in quel caso Arioli, battendo la sua avversaria con un ottimo spunto dal palleggio. È mancata la precisione al momento dell'appoggio al vetro, allora Ballardini si apprestava dall'altra parte a mandare per aria la preghiera, ma per tagliar fuori Stoichkova, che voleva disturbarla, ha usato in maniera troppo vistosa il gomito, la protezione del corpo, e allora fallo in attacco per Simona Ballardini, che ora conduce un altro energico time out. Il San Salvatore potrà andare in lunetta con Katrin Stoichkova. Anzi, chiedo scusa, c'è rimessa in attacco per il San Salvatore che ha un secondo, c'è lo spazio solo per il lob verso Brunetti che finisce per le terre, non riesce nella deviazione Federica Brunetti. Allora termina il primo tempo, il San Salvatore è avanti su Faenza con il punteggio di 30-29. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo.
Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Inizia il secondo tempo al Palaviena di Selargius, primo attacco per Faenza, si riparte dal punteggio di 30-29 in favore di chi difende, subito il post basso, poi il pallone riaperto per il tiro dall'angolo sbagliato da Morsiani, il San Salvatore può ora attaccare in transizione con Gagliano, non ci riesce, allora ci si deve accontentare dell'attacco a difesa schierata con Arioli, subito per Gagliano, bel dai e vai qui che porta al canestro realizzato da Cinzia. Arioli, è buono il primo attacco del terzo quarto per il San Salvatore che guadagna nuovamente 3 punti di vantaggio sulla formazione faentina guidata da Simona Ballardini. Il tiro da sotto con errore, la lotta a rimbalzo che premia Federica Brunetti, Lussu per Carmen Cicic, prova ad accelerare lungo la linea di fondo, viene fermata in maniera regolare, peraltro Cicic aveva anche calpestato la linea di fondo campo nel suo tentativo e dunque il pallone viene consegnato a Faenza. La chiamata offensiva da parte di Schwienbacher, il pallone ancora in direzione della numero 4, chiude il palleggio, va fuori, sospetta qui la partenza da parte di Policari e poi buono invece il movimento da parte di Morsiani, sfortunata però che non riesce a realizzare, poi l'ultimo tocco è il suo secondo l'interpretazione di Emanuela Tommasi di Palestrina, rimessa dal fondo per il San Salvatore già eseguita ed è Anna Lussu che agisce ora in cabina di regia per la formazione giallonera. Delia Gagliano si apre per ricevere il pallone, difesa uomo per Faenza che ha sperimentato la zona invece nel corso dei secondi 10 minuti di questa partita. Lussu per Arioli, 3 secondi per il tiro, ancora una volta Arioli è chiamata a tirare via le castagne dal fuoco, ci stava anche per riuscire con questo tiro in allontanamento dal coefficiente di difficoltà davvero altissimo. Palla sotto, ennesima ricezione profonda, fermata abbastanza con le cattive direi Soglia in questo caso, mentre viene chiamata a rapporto Franceschini da Simona Ballardini, 2 liberi per Soglia. Classe 2000, dunque giovanissima, che ha saltato la stagione 2016-2017 a causa di un grave infortunio. Serena Soglia è stata nel giro della nazionale Under 18, ha segnato dalla lunetta 32-30, 2 punti di vantaggio per il San Salvatore. Lussu per Carmen Cicic, è pronta Brunetti, prova a smarcarsi Gagliano, ottiene il pallone, c'è il backdoor di Lussu, Cicic sbaglia, poi il pallone impazzito viene raccolto dalle mani della giocatrice in maglia numero 6, si tratta di Morsiani, spazio per Policari, stoppata da Gagliano, poi la regola del possesso alternato che assegna il pallone al San Salvatore, seconda stoppata della partita di Gagliano, anche questa molto preziosa, buona presenza difensiva per lei. 7:50 per l'ultimo mini intervallo, più 2 San Salvatore, palla in mano con Arioli a gestire il possesso, accoppiata con Franceschini, stavolta l'uscita di Policari è assolutamente tempestiva, molto aggressiva, legge in anticipo ciò che sarebbe successo. Gioco, il set offensivo del San Salvatore inizia con quel passaggio, lo ha capito alla lunga Policari che è andata ad anticipare qui. Ottima penetrazione invece da parte di Franceschini che riesce a intrufolarsi nel pitturato e a pareggiare i conti a quota 32. Carmen Cicic per il San Salvatore, anche lei cerca la penetrazione, deraglia però totalmente col pallone in mano. Quando non è giornata è meglio non forzare. Qui altra stoppata, stavolta rifilata da Brunetti ai danni della numero 14, si tratta sempre ovviamente di Serena Soglia. Richiamata in panchina Cicic dopo l'ultima forzatura, non sembra essere serata per lei ma è ancora lunga, persa
sulla rimessa dal fondo, in questo caso Morsiani. Allora Faenza che torna a mettere la testa avanti, 34-32, qualche errore difensivo per il padrone di casa negli ultimi due possessi. Pallone ribaltato per Stoichkova, tripla affrettata sul primo ferro, momento cruciale questo della partita. Il San Salvatore deve crescere sui due lati del campo. Vediamo come difende ora su questo attacco faentino, tripla assolutamente senza ritmo da parte di Policari, errore anche dall'altra parte, chance a rimbalzo però concessa a soglia. Arriva il canestro, time out quanto mai opportuno da parte di Fabrizio Staico, con Faenza che ha guadagnato 4 punti di vantaggio sul 36-32. Riprende il gioco al Palavienna il San Salvatore, che perde subito in maniera incredibile il pallone. Lussu verso Arioli, non l'uscita dal time out che avrebbe voluto senz'altro Fabrizio Staico. 6-20, Faenza chiedo scusa, può cercare di allungare questo parziale di 6-0. Il tiro frontale da parte di Morsiani sbaglia, ma lei stessa anche con relativa facilità va a conquistarsi il rimbalzo. Poi Faenza che non riesce a completare questo attacco, arriva il buon recupero di palla da parte di Lussu, che riesce a farsi perdonare in questo modo, ma poi rischia ancora tantissimo verso Gagliano. Chiude il palleggio Gagliano, non c'è lo spazio per il tiro, arriva il passaggio per Arioli, difesa forte ora da parte di Faenza, troppo forte, troppo fisica anche secondo l'interpretazione arbitrale. Segnalato il fallo ai danni di Arioli, potrà dunque ripresentarsi in lunetta con 2 tiri liberi. È importante per il San Salvatore in questa fase cercare di non perdere contatto. Questa dalla lunetta è una buonissima chance. Arioli primo libero realizzato, meno 3, 36-33, 5-45. Ancora Arioli, secondo è sbagliato, Brunetti non riesce ad arrivare sul rimbalzo d'attacco, e Faenza che ci riprova ora con Policari, rischia qualcosa, poi il pallone che arriva nelle mani di Schwienbacher, cerca di mettere ordine, posizionamento e spaziature rivedibili qui nell'attacco di Faenza. Così nasce questo facile recupero di palla per il San Salvatore, che poi serve Gagliano in post basso. Arriva il raddoppio. Prima dell'arrivo di Schwienbacher c'era stato il fallo di Policari, anzi chiedo scusa, è proprio Schwienbacher l'autrice del fallo. Secondo l'arbitro è andata a spingere sul tentativo di Gagliano di sfruttare l'1 contro 1 dal post basso. Rimessa dal fondo per Arioli, 5-20 per la sirena del terzo quarto. Stoichkova tutta birra ad attaccare il cuore dell'area, ennesimo errore, percentuali ancora basse per il San Salvatore. Sbaglia Franceschini, tiene vivo a rimbalzo Morsiani, riapre, extra possesso Faenza, il tiro dall'angolo realizzato, bomba pesante questa, mandata a segno da Franceschini. 38-33, primo strappo del secondo tempo per Faenza. Il San Salvatore che prova a rispondere subito con Gagliano, pasticcia però Gagliano. Arioli si deve inventare nuovamente qualcosa, riapre in maniera interessante per Lussu da 3, sarebbe stata una tripla importante, invece nasce questa chance in contropiede, 2 contro 1 per Faenza, con Stoichkova che interrompe la linea di passaggio usando un piede. C'è il fischio arbitrale. E rimessa dal fondo per le romagnole, il blocco per liberare sotto canestro Morsiani. Stavolta c'è il cambio sul blocco, dunque non può essere servita sotto. Morsiani attacca ancora Faenza, la linea di fondo qui presa bene da parte di Soglia. Altri due, il San Salvatore non riesce più a difendere con l'energia che l'aveva contraddistinta nei primi 2 quarti. Più 6 che dovrebbe essere anche più 7 che dovrebbe essere il massimo vantaggio nella partita per Faenza. Gagliano con una sorta di floater, il pallone sul secondo ferro. Policari dall'altra parte, ancora una chance in transizione offerta a Faenza, qui errore per Franceschini da sotto. Allora Arioli, sembra quasi una partita di calcio con squadre lunghissime, anche qui un uso improprio del gomito da parte di una giocatrice di Faenza. Nella circostanza si tratta di Morsiani, mentre per azzannare la preda
Faenza rispedisce sul parquet Ballardini assieme alla giocatrice in canotta numero 9, si tratta di Silvia Caccoli, che è il capitano della squadra romagnola. Contromossa di Staico, fuori Gagliano, dentro mura. Arioli subito per Brunetti, si prende il tiro in uscita dai blocchi, anche un po' di sfortuna ora per lei. Stoichkova ha provato a lottare sul rimbalzo senza però riuscire ad arrivarci. Qualche problema per Policari, che arriva solo ora nella metà campo d'attacco. Il tiro dalla media con parabola realizzato proprio dal capitano Caccoli, mani tutt'altro che fredde, nonostante questo sia il suo primo ingresso in partita. Più 9 ritoccato, il massimo vantaggio da Faenza, 42-33. Il San Salvatore deve reagire ora. Mura in uscita dai blocchi, segna, provvidenziale canestro di Francesca Mura per fermare l'emorragia. Ballardini per Faenza, 3 minuti 8 secondi per l'ultimo mini intervallo. Guarda il canestro, si prende la tripla, una tabellata terrificante in questo caso per Arianna Meschi. E poi il pallone che viene assegnato a Faenza, con la giocatrice di casa che sportivamente indica all'arbitro di aver toccato per ultima il pallone. Dunque rimessa, come giusto che sia, per il Basket Project Faenza. Policari, la circolazione sul perimetro, Ballardini mette il pallone per terra, il blocco per lasciare indietro Cinzia Arioli, ma era scaduto il cronometro dei 24 senza che la squadra guidata da Cristina Bassi in tandem con Simona Ballardini riuscisse a produrre un tiro. 2:40 il San Salvatore ancora per ricucire lo strappo. Il taglio di Mura, raddoppiata in quella situazione, riesce quasi miracolosamente a riaprire. Tripla di Arioli, primo ferro. Brunetti con rimbalzo a una mano, ancora tripla, ancora errore però per Lussu, che a differenza di quanto aveva fatto contro Campobasso stasera non ha mai trovato la giusta misura con il tiro dalla media e lunga distanza. Qui contatti proibiti o quasi tra Brunetti e la sua avversaria diretta. Si trattava di Soglia, piazzato dalla media. Qui Brunetti si avvantaggia del rientro difensivo abbastanza tardivo da parte di Soglia. -5, il San Salvatore resta in vita. Ballardini con calma. Il San Salvatore in questo secondo tempo si è affidato alla difesa uomo. Attenzione perché Ballardini è scivolata, ha messo anche abbastanza male la caviglia. Arioli conclude il contropiede in maniera vincente. 39-42, un solo possesso di differenza. Attenzione perché Ballardini è rimasta a terra abbastanza dolorante. C'è stato un contatto probabilmente di gioco, assolutamente un incrocio diciamo tra i due piedi, anzi Ballardini fa cenno all'arbitro probabilmente di essere stata quasi sgambettata in maniera involontaria ovviamente dall'avversaria. In ogni caso Ballardini è costretta a tornare in panchina, non sembra nulla di grave per lei, si attarda nelle proteste. Ma è già pronta per tornare. La classe 1981 di Faenza, che ha bisogno di applicare anche del ghiaccio spray sulla gamba sinistra. San Salvatore che sembra essere tornato a zona ora. Pallone qui sparacchiato malamente tra le gambe di Mursiani e Faenza che all'improvviso perde un po' di lucidità proprio nel momento in cui la partita sembrava nelle mani della compagine romagnola. Sul +9 controparziale San Salvatore 6-0, palla in mano stavolta con il possesso addirittura della nuova parità. Lussu dal palleggio prova ad accelerare contro Meschi, chiude il palleggio, ribalta in maniera prevedibile, però per Loddo c'è il fallo speso in maniera intelligente da parte della classe 2000 del San Salvatore per stroncare sul nascere il contropiede faentino. Faenza che dovrà accontentarsi della rimessa da zona difensiva. 1:26 per il termine del terzo quarto, con Meschi lo schema offensivo chiamato dalla numero 15, difesa arrembante da parte di Lussu che attacca forte il pallone.
poi Preschienite è tornata sul parquet, serve molto bene il taglio dal lato debole da parte di Arianna Meschi. Bel canestro qui per Faenza, che così prova a tirarsi fuori dai guai. C'è Pinna per il San Salvatore, attende il piazzamento di Stoichkova per il blocco, tiro da 3 sbagliato da Pinna, si poteva giocare meglio questo attacco da parte del San Salvatore. Poi duello Brunetti-Ballardini, le due si spiegano, c'è il fallo di Brunetti, situazione falli in controllo, è soltanto il secondo per Federica Brunetti. 50 secondi al termine del terzo quarto, più 5 in favore di Faenza. Canestro provvidenziale, come detto in precedenza, da parte di Meschi, con il San Salvatore che stava per azzannare la preda. Ancora mani addosso qui Denise Pinna, forse paga un po' anche il suo status di giovanissima di fronte a Ballardini. Ha allungato le mani ma senza creare troppi danni all'avversaria, differenza di blasone, diciamo così, tra le due giocatrici, inevitabile. E allora attacca Faenza con il passo d'incrocio, qui poi lo scarico sotto con errore, la lotta a rimbalzo che premia il San Salvatore. 30 secondi al termine del terzo quarto, reclama il pallone Mura, lo riceve in questo momento, quindi Lussu chiude il palleggio, poi pallone ribaltato per Pinna, prova ad avventurarsi in penetrazione, poi lotta furiosamente sul pallone. Regola del possesso alternato che ora assegna il pallone a Faenza. Senz'altro da elogiare la personalità di Denise Pinna, che però non deve affrettare le soluzioni come è stato nell'ultimo caso. 6 secondi per il tiro di Faenza. Preschienite, sospetta infrazione di passi non ravvisata, allora la preghiera di Francesca Mura non accolta. E allora termina il terzo quarto, davanti c'è Faenza ora, 44-39 il punteggio. Arioli, Lussu, Brunetti, Pinna e Gagliano per quest'ultimo quarto. In casa San Salvatore risponde Faenza con Caccoli, Ballardini, Meschi, quindi Morsiani e Preschienite. Pinna pescata lungo la linea di fondo, il canestro del -3 San Salvatore. Inizia benissimo la squadra di Staico in questi ultimi 10 minuti di gioco al Palavienna, 14ª giornata di andata del campionato di Serie A2 femminile, girone sud. Ballardini mette palla per terra, accetta il cambio Gagliano, qui servita nel mismatch con Denise Pinna. Morsiani ha avuto il cambio che voleva, Faenza ha attaccato bene in questo caso, rispondendo a San Salvatore e mantenendo 5 punti di vantaggio. Il palleggio aperto qui per Lussu, quindi ribalta il lato Arioli, la partenza, il giro sul perno di Gagliano, tiro difficile, sbagliato, fuori equilibrio, in mezzo a una selva di maglie nere per la giocatrice catalana. Allora Meschi la attacca, Anna Lussu non riesce a recuperare il pallone, Caccoli stavolta di tabella, secondo canestro della sua partita, il capitano prezioso in uscita dalla panchina per Faenza. 48-41 Brunetti, nuovo +7 per Faenza, gioco a 2 sul lato con Brunetti, step back, tiro dalla media, segno, è il marchio di fabbrica di Cinzia Arioli, botta e risposta. Allora -5 con il pallone che viene qui assegnato a Faenza per la rimessa dalla zona d'attacco. Simona Ballardini come sempre a dare indicazioni alle compagne. 8-14 il post basso di Preschienite, Brunetti prova a contenere, cerca anche il pallone, lo trova parzialmente, poi si avventa sul pallone Anna Lussu, chiude il contropiede e realizza -3 San Salvatore. Volata sulla sfera il capitano del San Salvatore, sembrava quasi un portiere di calcio in uscita alta. Giocata difensiva provvidenziale per Lussu, dall'altra parte risponde subito Faenza, non riesce a produrre uno stop difensivo il San Salvatore per
riagguantare Faenza. Nuovo meno 5, 50-45, Brunetti per Pinna, minuti importantissimi per lei in questo frangente, passo d'incrocio, Arioli scarica sotto, Gagliano vuole concludere anche se c'è la riapertura per Pinna, provvede al passaggio Gagliano quando è già troppo tardi. Infrazione di passi, deve stare attenta a non peggiorare le cose andando a prendersi un fallo tecnico. Delia Gagliano deve cercare di mantenere la calma perché la partita è lì, il San Salvatore se la sta giocando. Meno 5, 50-45, manca tantissimo, 7-24 per concludere il match. Gagliano poteva riaprire prima quel pallone, senz'altro. Meschi per Preschienite, San Salvatore ancora a zona e palla recuperata da Lussu, ancora un contropiede per Lussu, qui sbaglia Lussu, forse spaventata dal ritorno di Ballardini, passo d'incrocio, poi no look, il pallone, Arioli da 3, errore, Ballardini con un rimbalzo importante, si protegge e poi serve Morsiani, attacca Faenza, Meschi sceglie di attaccare a difesa schierata, di attendere l'arrivo delle compagne. Ballardini prova ad accelerare contro Lussu, linea di fondo, scarico in angolo per mettere in ritmo Morsiani da 3, primo ferro, Gagliano lotta a rimbalzo con Preschienite, la lituana ha la meglio, riesce a guadagnare l'extra possesso Faenza, centro dell'area per Ballardini, il floater a segno per Simona Ballardini, più 7, 52-45. Lussu da 3 punti, conclusione lunghissima però per le giallonere. In questo caso c'è bisogno di mantenere la lucidità, di non farsi prendere dalla frenesia di voler subito riagguantare Faenza. Tripla aperta, assegna ancora Ballardini, mette sempre il canestro giusto al momento giusto, più 10 per la prima volta in doppia cifra di vantaggio Faenza, 45-55. Riprende il gioco al Palaviena, 6 minuti esatti per la conclusione del match tra San Salvatore e Faenza. Momento di difficoltà per le padrone di casa, il backdoor di Brunetti, intanto sotto arrivano le mani ovunque, l'ultimo tocco qui è di Brunetti e allora naufraga anche questo tentativo offensivo. Dicevamo un momento più difficile della partita per il San Salvatore, per la prima volta in doppia cifra di svantaggio sul 55-45, 5-48 per la conclusione. Ora Meschi per Preschienite, si apre per ricevere, poi Caccoli, quindi Ballardini sotto da Preschienite che ha guadagnato vantaggio su Gagliano, non realizza da sotto, poi il pallone le rimbalza addosso sostanzialmente. La rimessa dal fondo è per il San Salvatore che può cercare di riaccendere l'entusiasmo in questo ultimo quarto. Pinna per Brunetti, quindi Arioli, il gioco a 2 sul lato ancora con Brunetti, tiro aperto dalla media, sbagliato, rimbalzo offensivo prezioso per Pinna che senz'altro, come più volte sottolineato, non difetta di personalità. Arioli, tiro lungo dalla media, ancora Pinna a recuperare il pallone, prova a servire vicino a canestro Gagliano, impegnata nel duello fisico con Caccoli, pallone intercettato con un piede, allora rimessa in attacco per il San Salvatore, riciclato a 14 secondi il cronometro, gioco a 2. Lussu non prende il tiro da 3, lo prende come invece Arioli, altra tabellata per Arioli che, lo ricordiamo, gioca con un dito della mano fratturato. Non è semplice per lei ovviamente fare bene in queste condizioni, sono tanti gli acciacchi in casa San Salvatore, l'abbiamo già detto ma lo sottolineiamo di nuovo. Le Selargine devono fare a meno del loro centro titolare, Giorgia Manfrè, frenata da un infortunio, frenata dal punto di vista fisico ma comunque in campo. Lussu che deve lasciare il parquet in luogo di Francesca Mura. 4:45, partita ancora lunga, San Salvatore che cerca di risorgere dal meno 10, nuovo tentativo, non si segna da un po' ormai, anticipo qui da parte di Preschienite sul passaggio di apertura ancora del set offensivo del San Salvatore, poi altro fischio arbitrale. Brunetti si lamenta perché su quella giocata secondo lei era stata spinta
rimessa dal fondo intanto è per Faenza. Ballardini, il movimento da parte di Morsiani vicino a canestro, Preschianite accoppiata con Brunetti che cerca il pallone, intercettato in maniera quasi involontaria in questo caso da Pinna, corre in contropiede, Arioli segna con il fallo, lo scossone arriva sempre da lei, Cinzia Arioli, che si guadagna l'end one. Completa il gioco da 3 punti Arioli, 55-48, c'è ancora speranza per il San Salvatore. Ballardini, stavolta c'è sulle sue tracce Denise Pinna, tentativo in penetrazione da parte di Meschi, dall'angolo Caccoli col tentativo qui leggermente lungo, Preschianite strappa via il rimbalzo dalle mani di Brunetti. Impazza la lotta fisica tra le due, Brunetti finisce per terra ma ha commesso il fallo. Attenzione alla situazione falli di Brunetti, terzo della sua partita, rimesso dal fondo per Ballardini. 4 minuti 2 secondi al termine, pallone aperto fuori per Morsiani, mentre osserviamo anche la situazione lontano dalla palla, c'è stato il fallo in attacco da parte di Ballardini ed è il primo della partita, mentre c'è l'avvicendamento con l'uscita di Meschi, l'ingresso in campo, o meglio il ritorno in campo da parte di Schwienbacher. 3:58 meno 7, palla in mano San Salvatore. Brunetti per Pinna, il blocco di Gagliano, l'uscita di Arioli presa in consegna da Ballardini, guadagna un vantaggio Arioli che poi viene sgambettata per quanto involontariamente da Ballardini, fallo c'è tutto e c'è la rimessa per il San Salvatore. Quarto di Simona Ballardini, evidentemente quello speso in precedenza non era il suo fallo, mentre esce Caccoli ed entra con il numero 5 Franceschini. Attenzione allora a Ballardini, probabilmente ora il San Salvatore cercherà di attaccare per metterla fuori dalla partita. Qui un abbraccio poco amichevole da parte di Preschianite su Brunetti, un po' maltrattata, l'arbitro con mimica eloquente le dice stai su, ma qui esagera, non c'erano a mio giudizio gli estremi per un flopping di Federica Brunetti che era stata abbracciata da Preschianite, non c'erano magari gli estremi per il fallo, ma la minaccia di tecnico per flopping è a mio giudizio assolutamente fuori luogo in questo caso. Il San Salvatore rimette in attacco comunque con Francesca Mura per Denise Pinna, chiude il palleggio e poi prende un tiro più che complicato Ballardini, quindi per Faenza sempre più 7, palla in mano per le romagnole, mette palla per terra, poi anche Franceschini, Schwienbacher in punta, si apre Preschianite, un'occhiata sotto dove Arioli è accoppiata con Morsiani, arriva il movimento ancora col gomito da parte di Morsiani, Arioli finisce giù e c'è il fallo in attacco in questo caso. Due situazioni abbastanza particolari, in precedenza minaccia di flopping per un contatto a mio giudizio c'era insomma su Brunetti, qui c'era anche la sbracciata da parte di Morsiani, è vero che Arioli è andata giù forse accentuando un po' il contatto, il fischio di fallo in attacco è arrivato immediatamente. È importante che le giacchette grigie mantengano coerenza dal punto di vista del metro. Arioli si carica sulle spalle tanto per cambiare, San Salvatore va a prendersi un fallo prezioso che la porta in lunetta, ha la chance di portare sul meno 5 la sua squadra, segna il primo. E segna anche il secondo per il 55-50. Schwienbacher prova a superare Pinna, quindi pallone scaricato verso Morsiani, in punta c'è Preschianite
un ribaltamento di lato, poi Franceschini mette palla per terra contro Mura, secondo gli arbitri è pescata in posizione difensiva non corretta la classe 2000 del San Salvatore. E dunque rimessa in attacco per Faenza, Ballardini. Palla subito sotto per Preschini, solito duello con Brunetti. Fatica a contenerla dal punto di vista della forza, della potenza del movimento. Ripristinato il +7, Faenza accelera verso destra, classico movimento di Arioli che poi scarica Brunetti dalla media, può, deve e mette. E come questo tiro, nuovo -5, 57-52, San Salvatore che, ripetiamo, deve assolutamente produrre un paio di stop difensivi. Preschienite allarga la Lettone, poi ha la brutta idea di servire in ritardo, peraltro Schwienbacher, e allora arriva lo stop difensivo. Il San Salvatore ne deve approfittare. Pin, ancora minuti di grandissima responsabilità per lei, quindi Arioli dietro la schiena, si crea lo spazio per il tiro, una mattonata dalla media distanza ancora per Arioli. Schwienbacher dietro la schiena, il blitz tra virgolette di Brunetti e poi il pallone buttato su questa press da parte del San Salvatore. Ballardini non riesce a mantenere in campo, attenzione al cuore delle Salargine che ora vogliono la rimonta. -5, 1:45 al termine. La squadra di Staico vuole il miracolo. Brunetti, Pinna e poi il movimento da parte di Mura che si posiziona in angolo. Altra uscita per Arioli, cerca di superare dal palleggio Schwienbacher. Altro movimento straordinario, step back dopo il dietro schiena. -3, 57-54, 1:23. Schwienbacher, l'uso del braccio esterno comunque regolare su Mura, scarico fuori Ballardini, pallone pesantissimo Ballardini, errore, voleva un fallo, poi extra possesso Faenza. Attenzione ancora Ballardini che segna con il fallo, gioco da 4 punti per Ballardini con l'astuzia. Ha allungato la gamba destra per prendersi anche il contatto. San Salvatore che è stato perdonato la prima volta, non la seconda. Ballardini rischia di mettere la parola fine sulla partita, anche se non completa il gioco da 4 punti. +6 Faenza. Arioli ha bisogno di un tiro da 3 rapido. Arioli lungo, Brunetti però al rimbalzo ci crede e segna con il fallo. Il San Salvatore non muore mai. Federica Brunetti rimette tutto in discussione a 56 secondi e 9 decimi dal termine. Torna Soglia, fuori Ballardini che ha speso il quinto fallo della sua partita. Libero aggiuntivo importante per Brunetti a segno, -3, un solo possesso di differenza. Schwienbacher per Franceschini, attaccata forte, trovata Soglia. Faenza che se la deve cavare in questo finale senza Ballardini. Recupero di palla per il San Salvatore. Arioli, un'occhiata a Brunetti, poi Gagliano. Mura, pallone pesantissimo ora nelle mani di Denise Pinna, cerca di superare Schwienbacher, fischio lontano dalla palla, fallo di Preschienite forse su Brunetti. Pallone per il San Salvatore, fallo su Arioli e ci sono liberi. Dentro il primo libero. E dentro anche il secondo, -1 San Salvatore. 59-60, 33 secondi e 4 decimi al termine, partita completamente riaperta. Fasi decisive della partita al Palavienna con Faenza che può usufruire della rimessa dal fondo, un punto di vantaggio per le romagnole. Il pallone nelle mani di Schwienbacher, ancora la numero 4 chiamata corna per Faenza. Franceschini ha un buon primo passo su Denise Pinna, fallo evidente della numero 10 e il
terzo di squadra per il quarto di squadra per il San Salvatore, dunque non ci sono tiri, c'è rimessa dal lato per Faenza, il movimento a smarcarsi di Schwienbacher, il taglio qui non servito, c'è il fallo poi subito da Mura con Preschienite che è l'autrice del fallo, rubata e poi fallo subito da Mura che dovrà prendersi i punti del sorpasso dalla lunetta a 22 secondi dal termine. Sbaglia con tanta sfortuna il primo libero Francesca Mura, ha comunque l'opportunità per il sorpasso ora, per la parità, chiedo scusa, dentro il secondo, parità a 60. Schwienbacher per Faenza, prova a superare Mura che torna però sulle sue tracce, ancora Schwienbacher dal palleggio, il movimento di Morsiani che taglia verso canestro, buona difesa da parte di Mura, Preschienite da 3, un airball con Soglia che non riesce a salvare il pallone, immediato time out chiamato da Staiko, 6 secondi per il San Salvatore per cercare di vincere questa partita. Ultimi 6 secondi di partita, rimessa in attacco per il San Salvatore, palla nelle mani di Federica Brunetti, cerca lo spazio per il tiro, offre la palla a Gagliano, la sfera che si stampa sul tabellone, si va all'overtime al Piala Vienna. Tempo supplementare qui a Selargius che inizia con Franceschini, Schwienbacher, Soglia e poi ancora Morsiani per Faenza assieme a Preschienite, ovviamente, mentre arriva il primo canestro realizzato dalle romagnole in questo overtime. Il San Salvatore che risponde con Arioli, Gagliano, Pinna, Brunetti e Francesca Mura. Accelera verso destra Pinna, poi deve tornare fuori in direzione di Gagliano, chiude il palleggio, va dalle parti di Brunetti che attacca Preschienite, tiro difficilissimo con la mano sinistra, è sbagliato, davvero ostica Preschienite per Federica Brunetti. Il palleggio aperto per Schwienbacher, in punta c'è Franceschini, batte in rapidità Mura, bello lo scarico per Soglia, 4 punti di ottima fattura entrando nell'overtime per Faenza, gran segnale anche di lucidità da parte delle romagnole. Arioli si prende lentamente il blocco di Brunetti, poi Gagliano con qualche difficoltà, Mura da 3 non contestata, il tiro di tabella che stava per entrare. Dall'altra parte Schwienbacher per Morsiani, il passo di incrocio, l'appoggio al tabellone sbagliato, rimbalzo lungo che arriva nelle mani di Cinzia Arioli, attacca il San Salvatore, qui sporcata la linea di passaggio verso Gagliano, ancora Arioli, si prende il tiro da 2 punti, lo manda a segno, il San Salvatore si sblocca in questo overtime, 6-2, 6-4 in favore di chi attacca. Ci sono ancora 3 minuti e 15 secondi da giocare. La partenza di Franceschini su Pinna, il tiro in reverse realizzato, Pinna per cercare di resistere maggiormente in situazioni di 1 contro 1. Più 4 Faenza, 66-62. Arioli, pronto il blocco di Brunetti ma va a sinistra, Arioli sbaglia stavolta dopo il palleggio arresto di tiro con la sua marcatrice che era terminata per terra. Schwienbacher rallenta il ritmo, rischia anche qualcosa, infatti Arioli riesce a recuperare il pallone, grave ingenuità da parte di Schwienbacher, lo scarico per Francesca Mura, a segno con la mano destra, -2 San Salvatore. Partita ancora apertissima, doppio cambio in vista, stanno per tornare Lussu e Stoichkova. Franceschini, il post basso di Preschienite, accoppiata come sempre con Brunetti che le porta via il pallone. Pinna in contropiede, deve stare attenta ma non perdere questo pallone, giocato benissimo per Brunetti, poi ancora Mura, parità a 66. Il pallone scaricato dall'altra parte per Morsiani, fa saltare Gagliano con mano freddissima, o meglio con mano
caldissima e grande freddezza, per meglio dire. La giocatrice faentina manda a segno il tiro dall'angolo, 68-66. Sono delle sostituzioni con Policari che torna al posto di Franceschini, fuori Gagliano, fuori Arioli, dentro Stoichkova e Lussu per il San Salvatore. Un pizzico sorprendente il ritorno in panchina di Arioli a questo punto della partita. Allora Lussu, c'è l'uscita di Pinna, Brunetti prova a superare Preschienite nell'1 contro 1, il tiro accolto dal ferro, importantissimo per Brunetti che pareggia a 68, facendo maglia. Coach Staiko probabilmente vorrebbe una zona su questo attacco di Faenza. Il pallone fuori per Schwienbacher, mette a posto i piedi dalla media, segno ancora glaciale Schwienbacher per il 70-68, ma è ancora lunga, chiamata pollice per Lussu, controllata da Policari. Pinna, non c'è il consegnato per Mura, c'è il pallone ancora per Lussu, fuori Brunetti, il tiro dalla media con parabola, segno. Gli dei del basket danno una mano al San Salvatore, aveva trovato un tiro in questo caso senza tantissimo ritmo. Dall'altra parte Policari, il passo d'incrocio, l'errore, la lotta a rimbalzo che premia ancora Preschienite, extra possesso faentino. Siamo nell'ultimo minuto del supplementare, il gioco a due tra Schwienbacher e Soglia, il pallone per Preschienite oltre l'arco, Schwienbacher allo scadere dei 24, errore, tap out per Brunetti, il pallone che arriva nelle mani di Lussu, ancora Mura, ancora un taglio vincente verso canestro e stavolta c'è il sorpasso San Salvatore, 72-70. Ultimi 23 secondi della partita con Policari che prova ad accelerare contro Lussu, le strappa via il pallone, giocata difensiva monumentale per il capitano del San Salvatore che ora deve gestire con lucidità però questo possesso. Lussu prova a far scorrere il cronometro, fa benissimo, va a prendersi il fallo di Schwienbacher, il capitano che è tornato dalla panchina nel momento clou del match e ha subito fatto un paio di cose determinanti per rimettere la partita sui binari giusti. Torna Arioli, fuori Pinna che ha avuto minuti di grandissima responsabilità, viene festeggiata giustamente dalle compagne in panchina perché ha risposto presente. Lussu, liberi importanti dentro il primo. Dentro anche il secondo, più 4 San Salvatore. Ci sono 2 possessi di differenza ora tra le due squadre, 8 secondi, 9 decimi al termine, time out Ballardini. Rimessa in attacco per Faenza, poco meno di 9 secondi al termine del supplementare, non trova soluzioni, Meschi, scadono i 5 secondi, ancora il San Salvatore con la difesa della vita. E altro time out in campo, non è successo nulla, più 4, ma stavolta palla in mano per le giallonere. Sempre 8 secondi e 9 decimi al termine, Faenza non può fare altro che lasciar morire il pallone nelle mani di Cinzia Arioli. Il San Salvatore inizia nel migliore dei modi il suo 2019, porta a casa uno scalpo molto prestigioso, quello della quarta forza del campionato, ovvero il Basket Project Faenza, superato dopo un tempo supplementare con il punteggio finale di 74-70, una prestazione di grande cuore, di grande carattere, ma anche di lucidità nei momenti chiave della partita e a fare tutta la differenza del mondo. Non solo il tiro dalla media distanza accolto in maniera quasi miracolosa dal ferro, il tiro che era stato lasciato partire da Brunetti, ma anche la rubata con canestro in contropiede poi da parte di Anna Lussu. Prima di chiudere uno sguardo alle statistiche, sono 26 per Arioli, MVP della partita, 16 per Brunetti, 10 per il capitano Anna Lussu, mentre questo è il saluto del San Salvatore al
proprio pubblico. Dall'altra parte nelle fila di Faenza non sono bastati 18 di Ballardini, 13 di Preschieniti, 12 di Morsiani, ancora gli 11 di Soglia. A me non resta altro che ringraziare Mattia Azzeni che ci ha regalato le immagini di questa partita da Roberto Rubiu. Arrivederci ancora con i prossimi appuntamenti del San Salvatore Selargius sugli schermi di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.